Il coronavirus continua a circolare in Veneto, con qualche focolaio dovuto a comportamenti poco corretti durante le feste, ma si inizia a notare un'inversione di tendenza. Lo conferma con le dovute precauzioni anche il presidente Luca Zaia. Stanno aumentando le dimissioni rispetto alle prese in carico e sembra sia un'inversione di tendenza. Sottolineate 10 volte sembra, e dopo non viene fuori che qualcuno dice che io l'avevo detto. Però oggi i tecnici, nella riunione di questa mattina, nei due monitoraggi, indicano questa inversione di tendenza. Il governatore rilancia l'appello a rispettare le regole, anche perché sono in arrivo novità sull'inserimento del Veneto in zona gialla o arancione già dai prossimi giorni. Adesso noi avremo 2 giorni di zona gialla e dopodiché il fine settimana vi ricordo che secondo il decreto del governo saranno arancioni. Staremo a capire poi domani che zona verrà attribuita al Veneto e a tutte le altre regioni. Il governo di Roma intanto ha già avvertito le regioni che potrebbe essere in arrivo una terza ondata. Domenica sera noi abbiamo fatto una riunione, ve l'ho già detto, però voglio ricordarlo. Abbiamo fatto una riunione con il governo dalle 9 di sera a mezzanotte e mezza più o meno. C'era il ministro Speranza e il ministro Boccia e tutti noi governatori, alla luce della comunicazione che il governo ci ha fatto annunciandoci la possibilità e il pericolo di una terza grossa ondata,